sì, è di nuovo lunedì. Iniziamo una delle ultime settimane di scuola, forse le più impegnative, quelle che ci pongono anche più dubbi, più perplessità, più fatiche. Ma con una giornata come questa non possiamo che coltivare il buon umore e cercare anche di vivere con una certa serenità le prove che ci verranno proposte, le interrogazioni, sapendo che fanno parte del nostro dovere e della nostra routine. Per questa settimana vorrei recuperare due parole che vengono utilizzate da Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato ieri nella celebrazione della sesta domenica di Pasqua. Ormai ci stiamo avviando anche alla conclusione del tempo pasquale, intravediamo già la Pentecoste ormai vicina. Queste due parole rimandano ad una sfera esistenziale che, credo alla vostra età in particolare, sentite molto forte. Sono le parole amico e amore. Evidentemente queste due parole hanno la medesima radice. Esse rimandano alle relazioni fondamentali che ciascuno di noi vive. Pensiamo all'amicizia, ma pensiamo anche proprio alla dimensione dell'amore, l'amore dei genitori nei confronti dei figli e viceversa, l'amore nei confronti di un ragazzo o di una ragazza di cui ci siamo innamorati, appunto. Che cosa significano queste due parole per Gesù? Certamente non rimandano esclusivamente alla sfera sentimentale, ma riguardano l'esistenza stessa. Amore dice l'essenza stessa di Dio, quell'essenza che è comunicata anche a noi, e Gesù ci invita a vivere in pienezza il comandamento dell'amore, l'unico vero comandamento che Lui ci ha consegnato. Perché? Perché la vostra gioia sia piena. Ecco la finalità di questo comandamento, un comandamento che potremmo invece chiamare come la ricetta per una vita gustosa, per una vita piena. E l'amicizia? Gesù mette in contrasto questo termine con un altro termine, quello di servo. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto quello che il Padre mio mi ha fatto conoscere, io l'ho fatto conoscere a voi. Amicizia significa superare ogni schiavitù, superare ogni restrizione e vivere in pienezza una relazione di libertà. Amicizia significa condivisione piena. Tutto ciò che il Padre mi ha fatto conoscere l'ho fatto conoscere a voi. La settimana scorsa Don Alberto mi ha consegnato un articolo molto bello che ha trovato, mi pare, sul Corriere della Sera, scritto dal famoso scrittore e giornalista Alessandro D'Avenia, che parlava proprio dell'amico del cuore. Questo autore diceva che l'amico del cuore, l'amico più vero, è colui al quale tu non ti vergogni di confessare anche le cose che non vanno bene, le cose che ti fanno soffrire, perché lui ti fa posto nella sua vita. L'augurio che mi permetto di farvi, ragazzi, per questa settimana è che sappiate riflettere su queste due parole, amore e amicizia, e sappiate vivere relazioni di amicizia profonda, vera, scoprendo anche chi è il vostro amico del cuore, ma anche per chi siete amici del cuore. Buona settimana a tutti.